Due fidanzati finiscono per la prima volta a letto. Lui spegne la luce e nel buio si cominciano a toccare, no? A baciare, a fare tutte effusioni, tutto petting. Però mo nel buio lui fa un movimento strano e gli casca il parrucchino. E lei non lo sa che questo c'è il parrucchino. Allora lui che fa? Comincia a cercare il parrucchino con le mani dappertutto, al buio, la tocca dappertutto, no? A un certo punto cerca. Questa sente dei movimenti strani, al buio gli fa così. Ma che cerchi? Lui fa, sto a cercare una cosa. Lei apre le gambe, gli pia la mano, gliela mette sopra e fa così. Cerchi questa? E lui al buio fa così. Ma no, non c'arica a mezzo. Un bambino torna da scuola tutto triste, no? Come arriva in cucina la mamma gli fa: piccolo, che hai fatto? Mamma, in classe la maestra chiama tutti coi diminutivi. A Roberto lo chiama Robertino, a Luca lo chiama Luchino, a Vincenzo Vincenzino e a me no. Ma perché? Allora la madre gli mette la mano sul viso e gli fa: lo capirai quando sei più grande, Pompeo. Durante una cena ad una festa della Roma Bene, un tipo un po' snob se ne esce e fa così: mio padre è psicologo, mio fratello è disegnatore grafico ed io sono architetto. Quello di fronte si guarda e fa: meno male che tua sorella fa la mignotta, se no mangiavate col cazzo. A bordo di un treno c'è il controllore che sta controllando i biglietti, no? A un certo punto arriva uno scompartimento, apre lo sportello e trova un signore tutto bello seduto con i piedi sul sedile davanti. So guarda e fa: mi scusi, ma lei a casa sua tiene i piedi sul sedile davanti? Quello so guarda e fa così: no, ma perché lei invece a casa timbra i biglietti? Squilla il telefono in uno studio medico e il dottore risponde e c'è sta uno e fa così: buonasera dottore, mi scusi, sono il signor Rossi. Fa: prego, mi dica signor Rossi. Senta, allora purtroppo le devo dire che mio figlio ha contratto la candida. Gli fa: ah sì, guardi, allora dica a suo figlio di venire subito a fare una visita qui da me. Gli fa: ma per caso ha detto come ha fatto a contrarla? Quello gli fa: sì, guardi, mio figlio ci ha avuto rapporti sessuali con la ragazza che viene qui a farci le pulizie. Fa: beh, che vuole fare? Sono cose che succedono, signor Rossi. Mi mandi qui suo figlio. Allora, prima di attaccare, volevo fa: senta, dottore, però io devo confessare una cosa. Prego, mi dica. Purtroppo mi sa che me la sono attaccata pure io. Fa: porca miseria, ma come mai? Perché, sai, probabilmente. Vabbè, magari al bagno se l'è attaccata. Vabbè, venga anche qui a fare una visita. Senta, dottore, però io volevo dire pure un'altra cosa. Mi dica, signor Rossi. Mi sa che si è attaccata anche mia moglie. Come dice così il dottore fa: ah, ho capito, poi ce la muoviamo tutti, va. Due amici che avevano fatto il militare insieme si rincontrano dopo tanti anni. Ah Mario, Giovanni, come stai? Si abbracciano tutti quanti, no? E ricordano i vecchi tempi. A un certo punto Mario gli fa: ah Giovanni, ma perché oggi vieni a pranzo a casa mia? Dai che c'è mia moglie che fa dei manicaretti favolosi, porta pure tua moglie. Insomma, si accordano e vanno a pranzo insieme dentro casa di questo, no? Mo mentre stanno a pranzo Giovanni ricorda un po' i vecchi tempi, parlano del più e del meno e ogni volta che si gira verso la moglie fa così: cucciolotta, ci porti la birra per favore? E la moglie se ne va e riporta la birra. Dopo un po' gli fa: coniglietta, per favore, prendi anche la frutta. E la moglie salsa e gli fa tutto. E dopo 22 minuti: Cicci, per favore, ci porti anche una grappetta. E la moglie va avanti e indietro così, no? Ma a un certo punto le mogli si alzano e vanno in cucina a sistemare e rimangono sti due da soli. E uno gli fa a quell'altro: oh, ma per curiosità, ma quanti anni so che sei sposato? Quello sono 15 anni. E me, ma dopo 15 anni ancora usi tutti sti vezzeggiativi per chiamare tua moglie? Quello fa: no, è che non mi ricordo come cazzo si chiama. Buonasera, volevo una pistola a calibro 7,65. Da difesa? No, a quella ci pensa l'avvocato. Siamo in tribunale, stanno processando un ferocissimo serial killer. A un certo punto l'avvocato dell'accusa sta tirando giù la ringa finale, si gira verso i giurati e fa così: quest'uomo è un mostro, signori giurati. Non ha saputo neanche dirci il perché ha fatto a pezzi quella povera vittima, della quale, pensate, sono state ritrovate le parti del corpo solamente dal collo in giù. Si gira verso lui e fa: cosa da dire, imputato? Ho persa la testa. Sul cancello di una villa c'è affisso un cartello con scritto: attenti al cane. A un certo punto arriva un tizio, suona, gli aprono il cancello, come entra, se fa cai cai cai, sta per terra e si affascia il signore dalla finestra e fa così: oh, è il terzo che mi accade. Il piccolo Geppino con tutta la famiglia è in visita a casa dell'anziana zia. Allora c'è Geppino che sta a fare un macello dentro al salone, dai calci a tutto, fa tutte smorfie. La zia si gira la vecchietta e fa così: se non la smetti di fare sta smorfie, la fatina ti punirà e rimarrai così brutto per tutta la vita. Geppino si gira e fa: ah sì, attenta, un avvertito. Siamo nella foresta.
all'entrata del negozio di tutto per la casa c'è sta una fila lunghissima d'animali. Ci stanno i leoni, e i tigri, e l'orsi, le lontre, e i caprioli, i cervi, c'è una cifra di gente. Sto negozio non apre, c'è chi deve comprare il latte, chi deve comprare le sigarette, chi deve comprare il detersivo e tutti gli animali che stanno lì a sbuffare che sto negozio non apre, no? A un certo punto arriva il conietto, tutte le cose. Se fa largo in mezzo a tutti, comincia a passare sotto le gambe, passa avanti a tutti. Quando è quasi arrivata la seranda del negozio, c'è sta il leone che avete, o piove orecchie, fa così, quando va, passa avanti, via, o ributta indietro. E il conietto ricasca tutto indietro alla fine della fila. Che fa? Si rinfila sotto le gambe di tutti, comincia a camminare. A un certo punto arriva quasi alla seranda del negozio, c'è sta l'orso con lo blocca e fa, oh agonia, ma che fa? Passa avanti a tutti, ma vattene indietro, io lo ributta indietro. E sta cosa va avanti 5-6 volte. Alla quinta, sesta volta che lo ributtano indietro, il conietto tutto zozzo, tutto sudato, si alza, fa così. Oh, avete rotto il cazzo, oggi non apro! In un piccolo paesino di campagna c'è un contadino che ha un bel toro da monta e lo mette a disposizione di tutta la comunità. Solo che chiunque vuole far montare le vacche è costretto a pagare il contadino. Ma una sera, durante una riunione comunale, decidono all'unanimità di fare una colletta e acquistare sto toro, perché alla lunga gli costa di meno. Fanno sta colletta e acquistano il toro dal contadino. Mo dal giorno dopo, da quando è stato acquistato sto toro non si monta più le vacche e tutti quelli del paese cominciano a borbottare, sono un po' delusi di questa cosa, no? E vanno dal contadino a lamentarsi. E il contadino in quel momento si trova in difficoltà, un pomeriggio scende, va alla staccionata dove sta il toro, se lo guarda da sopra la staccionata e fa così: oh, ma com'è che non ti monti più le vacche? E il toro si gira, se lo guarda e fa: mo che sono impiegato comunale, lavoro col cazzo. Ciao. Buonasera. E fate pizze tonde a porta via? Certamente, come le vuole? A me mi fai una margherita. Per la signora? Allora, per me ne fai una con carciofi, olive, funghi e prosciutto? Capricciosa. No, rompe solo il cazzo. Un uomo telefona un amico a casa. Come risponde? Fa: Franchi, tutto a posto? Che stai a fa'? E Franco gli fa: guarda, sto facendo un trattamento acquatermico di porcellana, vetro e metallo in un ambiente di alta tensione. Amico si fa: non ho capito, che stai a fa'? E niente, sto a lavare i piatti mentre mia moglie rompe il cazzo. Durante un'escursione in montagna, un turista che sta facendo trekking, in lontananza vede una tenda con una donna a sede fuori, tutta truccata, tutta ingioiellata. Gli si avvicina e fa: mi scusi, lei bivacca? Questa gira fa: no, io bitroia. Siamo in classe, scuola elementare. La maestra si alza in piedi e fa: bambini, chi mi fa un esempio di mammifero senza denti? Sarsa Ceppino, io. Dimmi Ceppino. Mi nonna! Ci sono due matti in manicomio che sono convinti che il manicomio loro sta sul mare e decidono dove vate buttandosi dalla finestra. Allora il primo di notte che fa? Apre la finestra, quell'altro dietro gli fa: fa una cosa, io mi butto e ti dico se l'acqua è fritta. Quello fa: vai. Questo insomma apre la finestra, se tu fa spam per terra sull'asfalto. Quello sopra, oh, quello tutto rotto da per terra gli fa: buttate più là che qui ci sono i scogli. Siamo sulla neve. C'è un bambino piccolo che piange vicino a un'enorme palla di neve. A un certo punto si avvicina una signora come te piange e gli fa: bimbo, che hai fatto? Perché piangi? E sto ragazzino fa: piango perché papà mi vuole rompere la palla di neve. Allora la signora fa: ma no, ma dov'è papà? Sta dentro la palla di neve. Tre amici carabinieri partono per la settimana bianca e decidono di tornare nello stesso posto in Austria dove erano stati l'anno precedente. Mo come arrivano lì e gli chiedono al portiere se è possibile avere la stessa stanza dell'anno precedente e il portiere li accontenta. A un certo punto uno di tre gli fa: mi scusi, sarebbe possibile avere lo stesso istruttore che avevamo l'anno scorso? Allora quello gli fa: certamente, vi ricordate come si chiama? E allora uno di tre gli fa: mi sembra che si chiamasse Franz. Allora il portiere gli fa: ho capito, ma qui siamo in Austria, si chiamano tutti Franz. Vi ricordate qualcos'altro? Allora il secondo gli fa: sì, mi sembra che era alto e biondo. Allora il portiere gli fa: ma qui sono tutti alti e biondi. Ma vi ricordate qualcos'altro? Allora uno gli fa: sì, mi sembra che c'ha 3 palle. Allora il portiere fa: ma come 3 palle? Fa: sì, perché l'anno scorso mentre ci insegnava è passato un suo collega, ha frenato chi scese e ha guardato e ha fatto: ciao Franz, come va chi i 3 coglioni? È venerdì sera.
all'interno di un ristorante, c'è sta un po' di gente a mangiare, no? A un certo punto c'è una tavolata dei ragazzi e uno verso la fine della cena esordisce e fa così: ah raga, vedo una barzelletta sui carabinieri da paura. Al tavolo accanto che stanno tre, no? Uno si gira e fa così: ragazzo, io sono un carabiniere, ecco, e vede il mio collega qui accanto, questo enorme? È un carabiniere anche lui. E vede quell'altro invece che si è alzato e è andato in bagno? Anche lui è un mio collega e un altro carabiniere. Allora? Vuole comunque raccontarla sta barzelletta? Il ragazzo si guarda e fa così: no, me la da raccontarla 3 volte.